Anna Maria Rosa Gallo, conosciuta oggi come Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, nacque in un'umile casa di Napoli, ma fin da bambina aveva un cuore che apparteneva a Dio. Già quando era piccola si distingueva per la sua sorprendente devozione e il suo amore per la preghiera. Era come se il suo spirito fosse sempre rivolto al cielo, cercando la pace e la luce che solo la fede poteva offrirle. Ma la vita per Maria Francesca non fu facile. Il padre, un uomo duro e violento, la costrinse a una vita di sofferenza, cercando di imporle un matrimonio che lei non voleva. A soli 16 anni, il suo rifiuto di sposare un giovane ricco fu accolto dal padre con crudeltà. Maria Francesca venne picchiata, maltrattata, eppure non vacillò mai. Il suo cuore restava saldo, ancorato all'amore per Dio. Sopportava in silenzio, con coraggio, offrendo ogni sofferenza come un dono, come una prova della sua devozione. Alla fine, il padre, stanco di combattere contro la forza invisibile della fede della figlia, si arrese. Concesse a Maria Francesca di entrare nel terz'ordine francescano. Fu allora che la giovane prese il nome di Maria Francesca delle Cinque Piaghe in onore della passione di Cristo, alla quale era profondamente devota. Quel nome segnava il suo cammino, un cammino fatto di sacrifici, ma anche di un amore sconfinato per Dio e per la Beata Vergine Maria, che chiamava dolcemente la Divina Pastora. Anche se era finalmente riuscita a seguire la sua vocazione, Maria Francesca non lasciò la casa paterna. Continuò a vivere lì, sotto lo stesso tetto di chi la maltrattava, sopportando umiliazioni e dolori. Era come se volesse offrire ogni suo respiro, ogni sua lacrima, per qualcosa di più grande. Anche le sue prove spirituali furono intense. Fu affidata per un certo periodo a un sacerdote dalle idee gianseniste, un uomo rigido e severo, che le causò enormi sofferenze. Eppure, anche in quei momenti bui, Maria Francesca non perse mai la fede. Gli anni passavano e Maria Francesca diventava sempre più vicina a Dio. Le sue preghiere erano così intense che spesso entrava in uno stato di estasi mistica. Ogni volta che praticava la Via Crucis, soffriva nel profondo, sentendo nel corpo e nell'anima i dolori della passione di Cristo. Si narra che, in quei momenti, ricevesse persino le stigmate, segni tangibili del suo legame con il Signore. La sua devozione era così pura che le fu concesso un privilegio straordinario. Poteva ricevere la Santa Comunione ogni giorno, una grazia rara per il tempo, ma non era solo questo a rendere speciale la sua esperienza. Si racconta che, durante la messa, l'ostia consacrata le venisse consegnata direttamente dall'altare, senza l'intervento del sacerdote. Anche San Francesco Saverio Bianchi, un grande santo del tempo, fu testimone di questi eventi mistici, restando profondamente colpito dalla santità di Maria Francesca. Una delle visioni più straordinarie che ricevette accadde durante la notte di Natale. Mentre pregava davanti al presepio, vide Gesù aprire le braccia e dirle dolcemente: «Questa notte ti prenderò in sposa». Da quel momento le sue estasi si fecero più frequenti. Sentiva di essere completamente unita a Dio e la sua vita divenne una continua offerta, un atto di amore e sacrificio. Nonostante la sua salute precaria, Maria Francesca si infliggeva dure mortificazioni corporali,
Chiedeva a Dio di poter prendere su di sé le sofferenze delle anime del purgatorio e quelle dei malati e peccatori intorno a lei. Voleva essere uno strumento di pace e salvezza per tutti. Negli ultimi anni della sua vita, Maria Francesca divenne una guida spirituale per molti. Sacerdoti e laici venivano da lei per chiedere consiglio. Era saggia, illuminata, capace di indicare con delicatezza e fermezza la via del Signore. A padre Laviosa, un sacerdote che si preparava a scrivere la sua biografia, confidò di aver sopportato tutto ciò che un'anima umana poteva sopportare, ma non c'era amarezza nelle sue parole, solo la consapevolezza di aver vissuto ogni momento come un dono a Dio. Quando morì, il 6 ottobre, Napoli si fermò. La città, che l'aveva conosciuta e amata, pianse la sua santa. Maria Francesca delle Cinque Piaghe aveva vissuto una vita di dolore, ma anche di immensa gioia spirituale. Oggi la sua casa è diventata un santuario e ogni giorno persone da tutto il mondo visitano quel luogo, sperando di ricevere un po' della grazia e della forza che lei possedeva. La sua storia continua a ispirare a Napoli e oltre come un esempio di fede pura, di sacrificio e di amore senza limiti. Maria Francesca, con il suo cuore umile e la sua anima coraggiosa, rimane un faro per chiunque cerchi Dio nelle difficoltà della vita. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.